E allora siamo quasi pronti. Arbitro di questa seconda semifinale Fabio Bencic, guardaline come prima Matteo Royaz. Là dall'altra parte e qui sotto Riccardo Malvestiti ed il New, maglia rossa, pronta a dare il via a questa sfida contro la Trieste Costruzioni. Giocatori tecnicamente impressionanti da una parte e dall'altra. Gomme Marcello, spettatrici interessate. Finale mercoledì sera, ricordiamo 21:30, chiaramente qui sul campo 1. Si comincia. Due tempi di 25 minuti, in caso di parità supplementari da 6 minuti ciascuno ed eventualmente calci di rigore. In precedenza non sono serviti, vedremo qua. Adesso rimessa lunga cercando Angelic, si addormenta qui Slaven Radiskovic, li sbuca davanti Lazar Angelic, vantaggio Edil New dopo 3 minuti di gioco del primo tempo. Senso del gol qui dell'attaccante dei biancorossi, da rimessa laterale, insomma non una gran difesa qui per la Trieste Costruzioni. Allora Cariz per Matej Peroša, subito andante per Matic, preciso la sponda, è un controllo, grande parata di Markovic qui, sembrava una sponda per Radiskovic, Matic però velocissimo è andato a concludere e Markovic di piede blinda il vantaggio dei suoi. Pronto la rimessa Milan Kocic, cercando Angelic, anticipo di Peroša, c'è Podgornik, buona l'intercetto adesso di Radiskovic, pallone però arretrato per Hrvatin, allora grande chiusura di Milan Kocic che poi si infila in mezzo a due con un bel gioco di gambe, supera di slancio Matic, prende velocità il 13, prova il destro da lì, ha fatto il massimo possibile, già portarla fuori da quella situazione superandone di slancio 3, grande azione. Volatona del 13 biancorosso. E resta in attacco la Trieste Costruzioni. Hrvatin per Grgeli, se ne va in mezzo a due, sposta il pallone, serie di finte, Radiskovic apre il piattone e fa meta più che gol in questo caso. 10:50, lui di solito sotto porta è precisissimo, stavolta invece si è fatto un po' prendere dalla foga e ha calciato male. Bunker biancorosso a difesa dell'1-0. Parte Grgeli, il suo destro e toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. La qualità di Rok Grgeli con potenza devastante. 14:30, 1-1. Talvolta ci abituano a degli schemi che sorprendono chiunque, in primis il sottoscritto, e invece stavolta dritto per dritto, incrocio dei pali, niente da dire. Arriva il fischio. La finta di Kocic, è un pallone dentro, attenzione, da mezzo metro qui Angelic. Bole con un miracolo, i biancorossi dicono gol. Il guardalinee Matteo Royaz sulla linea dice no. E allora miracoloso Sasho Bole. Gestisce Matej Peroša, c'è Matic. Cariz, ancora Peroša e arriva dopo una trentina di secondi scarsi. Il fischio di Fabio Bencic, 1-1. La situazione tra Edil New in vantaggio inizialmente con Angelic e Trieste Costruzioni, pervenuta al pareggio con una punizione magistrale di Rok Grgeli. Allora fischietto in bocca per Fabio Bencic, sguardo d'intesa con i colleghi guardaline, Matteo Royaz dalla parte opposta, Riccardo Malvestiti qui sotto, 1-1 tra Trieste Costruzioni che muoverà la palla ed Edil New che sta facendo un po' di conciliabolo ancora. Si riparte, 25 minuti e vedremo se basteranno per decidere la sfidante delle Gomme Marcello nella finalissima di mercoledì sera. Solo Matic lasciato in barriera. Parte Axia, il suo sinistro rasoterra, deviazione, credo di Milan Kocic o di Klemen Cariz, poco cambia, la sostanza è che Edil New torna in vantaggio al 4 minuto e 30 secondi. A meno che non sia stato Kocic, in pratica involontariamente a toccare, il gol lo darei a Nesim Axia. Adesso attenzione a Radiskovic con Angelic che intercetta. Adesso va a calciare lungo, ancora verso Angelic contro Cariz, sponda ottima per Axia, tocchettino per Podgornik, ancora per Axia, sinistro fiondato, Sasho Bole
vola sulla sua destra e mette in calcio d'angolo. Bel sinistro secco e improvviso di Nesim Axia. E lavoro stavolta serio. Adesso Kocic va a puntare l'avversario, si dimentica però il pallone. Rok Grgeli recupera, poi con un guizzo supera Marjanovic, ancora Grgeli. Grandissimo il tocco per Radiskovic, palla dentro, Marco Ervatin può controllare, destro Murato. Che pallone ha fatto passare Rok Grgeli, mamma mia. C'erano due giocatori davanti, ne ha visto un terzo, non so con quale occhio sinceramente. Poi però Ervatin perde una chance clamorosa che di solito non sbaglia mai. Punterà alla conclusione diretta o al tocco vicino a Rok Grgeli, così accade. C'è Peroša che ha spazio col destro, attenzione, la tiene lì Daniel Markovic. Matic un po' si scansa, un po' vuole intervenire, alla fine la prende il portiere. Lo lasciano avanzare un po' i biancorossi. Grgeli con un muro di 3 giocatori davanti. Smista per Peroša. Per un attimo vuole concludere, dentro, tiro cross, Ervatin da 2 metri. Sbaglia un altro gol che normalmente farebbe ad occhi chiusi. Non è certo la serata migliore per l'11 giallorosso. Il tocco poi chiuso da Peroša decisivo. Adesso 2 contro 3 di là. Grgeli, la finta. Tocco per Ervatin, 1-2, sbagliato ancora. E non è serata per Marco Ervatin, niente da fare. Kocic, linea di fondo per Axia. Adesso Grgeli con la suola va a sradicare il pallone a Gaikanin, dentro per Ervatin, attenzione Marco Ervatin, la finta ed eccola qua, la giocata. Insomma ne ha sbagliate 50 e una giusta però la fa e porta al 2-2 la Trieste Costruzioni. Recupero palla di Rok Grgeli che carica i suoi con una grinta veramente impressionante. E siamo 2-2 con 4 minuti ancora. Più recupero chiaramente. E non bastano, quindi 52 minuti, 53 col minuto di recupero del primo tempo. 2-2 tra Trieste Costruzioni ed Edil New. Adesso sarà con un uomo in meno la squadra giallorossa anche nei due tempi, mini tempi da 6 minuti ciascuno. Vedremo se sapranno reggere alla lunga. E intanto siamo pronti, pochi secondi al via dei supplementari. Trieste Costruzioni 2, Edil New 2, Ervatin unico uomo a centrocampo al momento a muovere il pallone per i giallorossi. Che è successo? Vabbè, questo lo capite solo voi probabilmente. 2 mini tempi da 6 minuti, se la ride anche l'arbitro per un attimo. Partita tesina per lui però, 9 gialli e un rosso, quello di Matic, che costringe la Trieste Costruzione a disputare questi supplementari, oltre all'ultima parte del secondo tempo, con un uomo in meno. Axia e Milan Kocic. Adesso si può riprendere a giocare. Milan Kocic dentro, attenzione Angelic, palo clamoroso. E poi ancora grande zuffa, vicini a Sasciobole, Cariz ci mette il corpo e salva tutto. Occasionissima qui per il 9 che era sparito un po' là davanti, si è fatto rivedere, a momenti fa doppietta. Podgornik elude Radiskovic, il colpo di biliardo, Bole non la tiene ma c'è Peroša e poi Ervatin con un bel gioco di suola, stavolta la sposta con l'esterno per Slaven Radiskovic. Nell'angolo Milan Kocic, Angelic ci pensa, adesso lo pesca, anzi è Podgornik, dentro Milan Kocic adesso, ancora Sasciobole, bravissimo ma gliela sparano addosso però. Questo va sottolineato. Radiskovic cerca guai e li trova. Marco Marjanovic buca le mani di Sasciobole, Marco Marjanovic, e rende quindi vano il secondo miracolo della serata di Sasciobole. Alle soglie del 6° minuto arriva il vantaggio di Edil New. 3-2 adesso la situazione per i biancorossi. E non c'è tempo per la reazione, almeno per il momento, della Trieste Costruzioni. Cambio campo e si ricomincerà, però adesso Edil New torna a +1, sempre con l'uomo in più.
Allora, tempo che Sasciobole riprenda la propria posizione in porta e si ripartirà. Ancora 6 minuti e vedremo chi sfiderà le gomme Marcello. Al momento è Dilniu che muove il pallone. Decide fin qui il gol pochi istanti fa di Marko Marjanovic, autore veramente di una grande prestazione, impreziosita non da poco dal gol che fin qui decide la sfida. Gaikanin apre il gioco, sballato però per Nesim Axia. Perosha si fa vedere Ghergeli, riceve, dimenticato per un attimo dagli avversari, non una gran scelta. Ancora Ghergeli, attenzione, slalom speciale, palla dentro e gol di Mattei Perosha. Ma cosa ha fatto Ghergeli? Sembrava Marc Girardelli, ragazzi, mamma mia. 3,20, una copertura, una protezione del pallone veramente impressionante, una tecnica alla colla sul piede questo quando ha la palla lì. Fase, inutile sottolinearlo, decisiva. Ancora Marjanovic, controllo non è il massimo, ma la palla arriva ad Angelic, dentro! Il gol di Milan Kocic. Lo spazio viene trovato con una sapiente giro palla. 4,5 sul cronometro, torna avanti Edilniu, Milan Kocic a rendere vana la giocata veramente da fuori classe di Ghergeli di un minuto fa. Adesso si entra nell'ultimo minuto della partita. Dentro con l'esterno, Gaikanin non la fa passare, Ghergeli, c'è ancora un pizzico di speranza per la Trieste Costruzioni. Cariz, dentro per Ervatin, Gaikanin si mette sulla linea di passaggio e finisce qui. Ai tempi supplementari Edilniu supera la Trieste Costruzioni 4-3, ma quanta fatica con i giallorossi costretti con un uomo in meno in pratica da metà secondo tempo. Grandi applausi e grande onore a loro. Migliore in campo anche per un gol molto importante, per una grande prestazione in difesa, il numero 5 di Edilniu, Marko Marjanovic, che domani potrà mangiare a sbaffo una grigliata offerta dallo staff Crese. Finalissima mercoledì sera Crese Cup tra Edilniu e Gomme Marcello.